È veramente un piacere poter invitare e avere qui con noi Giorgio Sardo, al quale vi invito a fare un grande applauso. Ciao Giorgio. Ciao, benvenuto. Lasciami dire due cose. Perché sono molto contento di avere qui Giorgio? Perché Giorgio rappresenta, a mio avviso, una bella storia e spero possa essere la storia anche magari un futuro di qualcuno di voi. Giorgio ha vinto l'Imaging Cup. L'Imaging Cup è una competizione che viene fatta nelle università di tutto il mondo, una competizione volta a scrivere del software per cercare di risolvere i problemi più importanti, se volete, i problemi più seri di questo mondo, legati a problematiche di, non so, di distribuzione dell'acqua potabile in paesi disertificati, nel supporto all'agricoltura in paesi che magari sono meno sviluppati di noi, problematiche veramente importanti. E Giorgio, insieme a due colleghi di Torino, ha vinto quella competizione a livello mondiale, era il 2006. Nel 2006. Bene, da lì, poi dopo, tu sei entrato in Microsoft, se non ricordo male sei andato in Inghilterra, poi da lì sei andato negli Stati Uniti, in Microsoft Corp, e oggi quel roboante titolo di Senior Evangelism Manager, cosa significa? Qual è il tuo ruolo? Che mi diverto a giocare con Windows 8 e a parlare e incontrare sviluppatori in giro per il mondo. Beh, questa secondo me è una bella storia, no? Un italiano che è venuto, diciamo, si è costruito, si è formato qui in Italia e poi adesso in Corp ha un ruolo molto importante, lui si sminuisce, ma è a capo di tutte le persone che in questo momento vanno a parlare di Windows 8, quelli che noi chiamiamo evangelisti, vanno a parlare di Windows 8 in giro per il mondo. L'altro ieri eri dove? Ero in Cina la settimana scorsa. Ok, e dopodomani sei? In Belgio. Perfetto. Quindi devo continuare? Sicuramente un grande cliente di British Airways o di qualche altra compagnia aerea. Giorgio ci racconterà, farà due sessioni oggi Giorgio, visto che il nostro ospite d'onore l'abbiamo voluto spremere fino al midollo, ci farà due sessioni, la prima diciamo dove ci farai vedere un po' il prodotto, immagino, ci farai vedere un po' un'introduzione a Windows 8 e poi subito dopo il break una seconda sessione di maggiore approfondimento. Giorgio ha preparato tantissime slide, è un uomo veramente che il prodotto non lo fa... Ok, allora se vuoi... Non mi spaventare. Ho 80 slide. E inizierò con la prima slide. Benissimo, dai, fai vedere la prima slide così sveliamo il Ma tutto. prima di iniziare con la slide, grazie Marco, è un grandissimo piacere per me essere qui. Come Marco ha detto, viaggio parecchio, incontro community di developer in giro per il mondo, incontro partners, ed è sempre un piacere essere qui in Italia, è sempre un piacere poter parlare, incontrare i miei amici. Quindi grazie per essere venuti qui in questa stanza, grazie a chi ci sta seguendo in streaming quest'oggi. Grazie. Oggi abbiamo un'agenda spettacolare, ci sono tantissimi altri evangelist che con me parleranno dei dettagli della storia per gli sviluppatori, ma prima di addentrarci nei dettagli appunto di Visual Studio, del codice, eccetera, eccetera, ho pensato di farvi vedere un pochino Windows 8, no? Alla fine dei conti partiamo e stiamo parlando di Windows 8, quindi prima di iniziare, chi di voi ha già usato Windows 8? Sulle mani? Wow, wow! Tutti. Chi di voi ha usato Windows 8 su Twitter? Scrivetelo. C'è qualcuno che sta contando in questo momento? Ottimo. Oggi vi mostrerò velocemente alcune delle caratteristiche che preferisco di Windows 8. Vi mostrerò che cosa intendiamo per Windows 8 Reimaging, right? Non è solo un qualcosa che Steven dice nelle conferenze, è proprio un nuovo sistema operativo. E ho per voi anche qualche piccola sorpresa. Okay? Quindi cose che probabilmente non sono ancora state mostrate al pubblico. Steven non lo sa che le sto mostrando qua oggi, quindi ce le teniamo tra di noi. Ma a parte quello, direi che possiamo iniziare. Quindi oggi utilizzerò una macchina qui, il mio computer personale per lavoro. È un Lenovo. La cosa che mi piace di questo Lenovo è che è una macchina velocissima, è piccolissima, leggerissima. La posso usare in aereo, quindi la batteria mi dura 8 ore. Ed è touchscreen, quindi mi vedrete spesso utilizzare, accarezzare, no, il laptop e lo schermo con una o più mani perché è proprio un touch monitor. Quello che vedete adesso è proprio il lock screen, no? Parte tutto da qui. Windows 8 parte da questo lock screen.
Cosa c'è di particolare? Beh, se ci pensate assomiglia più a un lock screen di un dispositivo mobile, no? Di un cellulare o di un tablet. E infatti racchiude già delle informazioni tipo il mio calendar o applicazioni che arrivano dal tempo, dall'applicazione delle mail, che arrivano come push notification dal server. Se Claudia ha parlato di cloud, eccola la cloud. Nel momento in cui aprite Windows 8 avete già a disposizione informazioni aggiornate che arrivano dalla cloud. Dopodiché c'è la nice password, no? E normalmente potete mettere la password alfanumerica e Microsoft ci obbligano a mettere queste password lunghissime con i caratteri strani, le lettere, i numeri invertiti, eccetera. Questa volta abbiamo aggiunto una nuova caratteristica, la picture password. Per cui, questa è una foto che ho preso sull'aereo mentre venivo qui ieri. Non so se vedete come si sblocca, però con 3 semplici gesture sono entrato dentro Windows 8. Intuitiva, no? E poi l'immagine è semplice, no? Basta cliccare sulle nuvole, la nuvola quella attorno a Monte Rainier e la nuvola l'altra, è facilissimo. Ed ecco a voi Windows 8, Windows 8 Reimagine. Questo è lo start screen di Windows 8. Questo non è un gadget, un'opzione, questo è Windows 8. E come vedete racchiude tutte le mie informazioni, è già una Windows 8 è personale, no? Racchiude le mie informazioni, le mie applicazioni, e vedete quanto è snappy e veloce? Sto usando il dito adesso, ma potete rendervi conto della performance di utilizzare Windows 8, e questo è perché gira su un nuovo kernel che ottimizza la performance, per cui potete usare le macchine che avete già oggi, non avete bisogno di comprare una nuova macchina, e installare Windows 8 e avrete esattamente la stessa performance che vedete adesso sul mio schermo. Ne abbiamo parlato prima di live che vivono, in inglese live tile, è interessante la traduzione in italiano, live che vivono. Perché vivono? Perché come vedete ci sono delle notifiche, quindi ogni applicazione ha la possibilità di mandare notifiche diverse. E posso customizzarlo, per cui, che ne so, posso dire il tile di solitario lo sposto qui. No? Oppure potete fare customizzazioni anche di più grosso livello, del tipo, adesso uso una nuova feature chiamata Semantic Zoom, che significa che sto facendo il pinching con le mie dita e vedete che astraggo un livello precedente. E non è uno zoom in, zoom out normale, è uno zoom semantico, cioè zoomiamo nei contenuti. E posso dire, sposto questo gruppo di applicazioni qui perché sono più importanti, no? Sono i miei giochi questi. Li seleziono e vi voglio anche mettergli il nome, quindi li chiamo Games. Name, ok, torno indietro e potete vedere che adesso sono lì nella mia nuova posizione. Sto usando la mano, no? O userò più mani. Significa che Windows 8 funziona solo con il touch? Assolutamente no, Windows 8 non ha compromessi, per cui tutto quello che oggi vedrete lo potete fare su un computer che ha il touch, ha un touch monitor, piuttosto che con il mouse e la tastiera. E farò un pochino il misto, no? Con il mouse e la tastiera, per esempio, vedete che c'è questa iconcina qui che vi permette di fare esattamente la stessa operazione. Ok, abbiamo visto velocemente il nuovo schermo, abbiamo visto i tile, abbiamo parlato della performance. Che dire delle applicazioni? Partiamo dalle applicazioni fornite da Microsoft. Quando installate Windows 8 vedrete che ci sono una serie di applicazioni preinstallate. Ora il caveat, no? Il mio team in particolare in Redmond è responsabile per le applicazioni, per cui tutto quello che vedete nello store più o meno è passato dal mio team. Così come Windows 8 è in Consumer Preview, le applicazioni anche sono in Consumer Preview, che significa è possibile, qui e là, troviate un bug, no? Un bug sapete cos'è, no? Problemini, cose piccoline, ma sappiate che siamo solo all'inizio, sappiate che alcune di queste applicazioni sono state scritte in pochi giorni, alcune in poche settimane, e da qui a GA saranno splendide. Quindi partiamo con un'applicazione probabilmente molto importante, Mail. E questo è il nuovo client di Mail con cui posso vedere le mie email. Cosa notate? Che non c'è interfaccia grafica, no? Non c'è più la toolbar, le opzioni, il file menu, ci sono solo i contenuti, e questo è proprio uno dei principi dietro l'interfaccia Metro. Diamo spazio ai contenuti e quindi l'interfaccia è minimalista per dare proprio prominenza ai contenuti. Eventualmente, se accarezzo lo schermo dal basso, posso visualizzare l'app bar.
Parleremo molto oggi dell'app bar, è un componente di sistema che vi permette di avere accesso a funzionalità specifiche dell'applicazione. Per esempio posso andare nei miei account e posso eventualmente aggiungere altri account al mio client. Un'altra applicazione molto interessante è Internet Explorer 10. Internet Explorer è il miglior browser per Windows. No. Internet Explorer 10, come sapete, costruisce sulla base di Internet Explorer 9, quindi tutto il lavoro che abbiamo fatto in precedenza con l'hardware acceleration, con i nuovi standard di HTML5, continua su Internet Explorer 10. Ero proprio a Hong Kong, tipo 4-5 giorni fa, ho incontrato la head del W3C, la community che si occupa degli standard, e gli ho mostrato Windows 8, non l'aveva ancora visto, gli ho fatto giocare un pochino con Internet Explorer 10 e mi ha detto, ehi Giorgio, sì, cosa ne pensi di Windows 8? Mi fa, sì, dammi un feedback, no? Cosa ne pensi di Internet Explorer 10? Wow. Wow, no? Era proprio wow, del tipo ha visto più innovazione in Internet Explorer 10 di quella che ha visto negli ultimi anni su altre piattaforme. Internet Explorer 10, per esempio, adesso ho il sito di AI Test Drive aperto. AI Test Drive è un sito veloce dove potete vedere alcune delle caratteristiche di AI, nuovi standard, nuova performance. Per esempio, questa è una pagina fatta con SVG, potete vedere che sto zoomando e la performance rimane la stessa. Quello che voglio farvi notare è questo, vedete? C'è una nuova gesture per andare avanti e indietro sulle pagine, molto velocemente, molto linearmente. E questo riteniamo che sia un'ottima esperienza, soprattutto se avete un tablet, quindi pensate nel momento in cui arriveranno i device ARM, avete un device ARM nelle mani, e potete tranquillamente andare avanti e indietro nella vostra navigazione passando da Internet Explorer. L'altra grossa novità, anche qui, dov'è il browser? Non c'è il browser, no? Lo spazio è dato al sito, il sito è la star del palcoscenico, il browser fa un passo indietro e dà lo spazio ai contenuti. Ed eventualmente, di nuovo, se portiamo l'app bar, potete vedere la linea di comando, per esempio posso velocemente andare sul sito della stampa e vedete i suggerimenti, eccetera, eccetera, piuttosto che aprire uno dei tab che sono già aperti qui nel mio schermo. Per esempio in alto vedete che ho altri tab. In più, Internet Explorer adesso è completamente touch friendly, per cui questa demo, per esempio, vi mostra come posso usare eventualmente 2 dita o 3 dita o 10 dita per mostrare questo piccolo messaggio. No, sto usando le mie dita su Internet Explorer 10 e vedrete che è stato fatto moltissimo lavoro in Internet Explorer per renderlo friendly al touch. E per finire, la performance di Internet Explorer è semplicemente sensazionale. Per esempio, guardate cosa succede qui. Sto zoomando e potete vedere che il font, la qualità del font rimane la stessa, ma la performance mentre navigo in giro per la pagina è sempre quella performance data dall'hardware acceleration 60 frame per second, qualunque sia il sito che state guardando, senza dover fare lavoro aggiuntivo. Quindi è una novità senza dubbio interessante per chi sta investendo su siti web. Altre applicazioni che volevo farvi vedere oggi, ce n'è una chiamata People, e vi permette di collegarvi al vostro hub. Questo è il vostro hub personale con i vostri amici, potete collegare messaggi di Facebook, di Twitter, e potete vedere anche i vostri amici che arrivano dalle varie sorgenti. Per esempio cerco Scott, probabilmente conoscete Scott Guthrie. Diciamo che voglio seguire gli aggiornamenti di Scott, faccio pin to start, clicco il flyout, mi sposto sulla mia home page e adesso se mi sposto qui vedete che c'è un nuovo tile per Scott e lo sposto insieme ai miei amici. Quindi non solo applicazioni ma anche contenuti diventano parte della vostra start screen e adesso ogni volta che Scott manda un nuovo messaggio avrò un'animazione immediata nel mio start screen con i nuovi messaggi che arrivano da lui così come dalle altre persone qui. Ok. Abbiamo visto un pochino di applicazioni, no? Vi ho fatto vedere finora come manipolarle con il touch, abbiamo visto come sono responsive, abbiamo visto la performance, abbiamo parlato di metro, ma abbiamo anche visto che le applicazioni sono tutte full screen. Avete notato? Le applicazioni si aprono sempre a schermo intero, no? E quindi come faccio a navigare all'interno tra un'applicazione e l'altra? In Windows 8 abbiamo reimmaginato anche la navigazione tra più applicazioni. Vi faccio vedere un esempio. Questa volta mi sposto sulla parte sinistra del mio schermo, no? Se faccio uno swipe
una gesture da sinistra, potete vedere che faccio un flip in pratica di tutte le applicazioni da cui sono passato. C'è quest'altra gesture che se faccio uno swipe e poi torno indietro, quindi destra-sinistra, mi dà un tab con la live preview di tutte le applicazioni che girano nel background, quindi velocemente posso saltare da un'applicazione all'altra. No, ed è facilissimo. Quindi questo è quello che riguarda la navigazione. Se sto usando il mouse, come faccio? Vedete il mio cursore del mouse? Lo sposto su un corner, o in alto o in basso, e vedete che mi dà l'ultima applicazione coperta e mi dice anche un piccolo hint delle altre applicazioni aperte. Nel momento in cui sposto in basso il mouse, ho la stessa schermata che avete visto prima, e quindi posso di nuovo selezionare un'altra applicazione aperta. Quindi abbiamo parlato della parte sinistra. Cosa succede nella parte destra? Dov'è il menu di Start? Ed è proprio lì. Se faccio questa volta lo swipe da destra, vedete che c'è questa nuova barra, no? Ve lo faccio vedere di nuovo. Ovunque siate nel sistema operativo, fate una swipe da destra e viene fuori quella che chiamiamo Charm Bar. E questa in pratica è la nuova barra di avvio, di Start di Windows. Parte tutto da qui. Avete un pulsante di Start, per cui per esempio se sono all'interno di un'applicazione e voglio tornare all'home page, clicco Start e mi riporta lì. E poi ci sono altri interessanti pulsanti, per esempio c'è Search, Share, Device e Settings. Vediamoli un attimino, no? Partiamo dalla ricerca. Questa interfaccia è bellissima, posso navigare a sinistra e a destra, ma cosa succede se voglio per esempio aprire un'applicazione nel mio sistema operativo? Che ne so, Skype o la calcolatrice. Beh, un'opzione è che ho un tile di Skype disponibile sul mio schermo. L'altra opzione, posso semplicemente usare la tastiera, scrivo Skype, boom, mi ritrova esattamente l'applicazione, piuttosto che applicazioni di sistema, quindi scrivo Calc e ho l'applicazione lì di Calculator accessibile. Quindi questo è un modo per cercare. Altrimenti l'altro modo è quello di aprire il search contract, mi viene fuori una lista disponibile di luoghi dove posso cercare e cerco per esempio questa volta, non so, cosa posso cercare? Bill. Vedete che non ho applicazioni che si chiamano Bill, bene, non devo pagare nulla, però nei file ho un paio di file che si chiamano Word Document, così come un file audio di Billy Joel. E esattamente come funzionava prima in Windows 7, Windows 8 fa la ricerca su tutto il sistema operativo di file che includono Bill e mi mostra in una interfaccia nuova di Metro i miei file. E fin qui voi vi chiederete, ma c'è nulla di nuovo in questo? La parte interessante è quella parte qui in sotto. Ogni applicazione installata su Windows è a sua volta un target per fare la ricerca. Per cui io posso cercare quella parola chiave Bill, per esempio, in Internet Explorer. E adesso Internet Explorer Bing mi cercherà la parola Bill. Piuttosto che posso usare un'altra applicazione scritta, questa per esempio a Marmiton, è un'applicazione scritta dalla Francia, dove mi dà accesso a una ricetta, Jambon Bill, dove il piatto principale, non lo so cosa sia, però contiene la parola Bill, no? Quindi vedete che sto facendo una ricerca all'interno di un'applicazione. Posso cercarla, per esempio, avete visto prima l'applicazione People, diciamo ho degli amici che si chiamano Bill, e beh sì, almeno uno ce l'ho, no? Che si chiama Bill, e potete velocemente quindi ricercare all'interno delle applicazioni. Vedete che ho scritto Bill una volta e improvvisamente non solo il sistema operativo, ma le applicazioni diventano il mio target della ricerca. È potentissimo se ci pensate questa funzionalità ed è stata costruita proprio in Windows 8. Per cui Windows 8 è stato ingegnerizzato in modo che le vostre applicazioni possano offrire contenuti a Windows e agli utenti così, molto velocemente. Non devo neanche andare ad aprire l'applicazione. Ci sono altre funzionalità molto interessanti. Lo share è la mia preferita. Ve la faccio vedere. Per esempio, apriamo un gioco. Probabilmente avete visto questo gioco in precedenza, Cut the Rope. C'è play, vado nel mio primo box, nel mio primo livello. Sono talmente bravo con questo gioco che lo faccio ad occhi chiusi. Guardate. Yes! Ho vinto tutto. Cosa ho vinto? Ho un premio per le 3 stelle. Sono felicissimo di aver vinto, di aver passato il primo livello di Cut the Rope e voglio condividerlo con tutti i miei amici su Twitter, o su Facebook, o su email, o sui miei social network. Come faccio? Di nuovo, Windows 8 viene in soccorso. Swipe da destra, Share,
quindi questa volta stiamo nello share. Windows 8 mi dà a disposizione una lista di applicazioni che posso utilizzare per condividere informazioni. Per esempio posso mandare un'email molto facilmente, quindi clicco email e il mail client che avete visto prima adesso diventa un contratto di share che mi permette di condividere molto velocemente, per esempio con Lorenzo. Mandiamo un'email a Lorenzo e dire ehi, guarda come sono bravo. Un click e improvvisamente posso tornare nel mio gioco e posso continuare il mio gioco. E ho mandato un'email con lo screenshot, con tutte le informazioni che arrivano da Cutterop con un semplice click. No? È impressionante, anche perché il gioco Cutterop non sa niente di quell'applicazione di share di mail, o non sa niente di queste altre applicazioni tipo RunRun e WordPress. Sta dando un contenuto e le altre applicazioni ricevono il contenuto e lo condividono. E più tardi nella giornata parleremo più nel dettaglio di come realizzare questa strepitosa funzionalità usando appunto la piattaforma Metro. Quindi abbiamo parlato di search e abbiamo parlato di share. Cos'altro c'è? C'è un pulsante devices che vi permette di collegarvi a device esterni e c'è un pulsante settings che vi permette di accedere ai settaggi del sistema piuttosto che settaggi dell'applicazione, quindi ogni applicazione ha un'interfaccia familiare per appunto cambiare le proprietà. Vediamo qualche applicazione adesso fatta dai partner, no? Ho avuto il piacere di lavorare con centinaia di partner in giro per il mondo, in particolare America, Francia, Germania, Giappone e qualcuno in Cina e India, negli ultimi 2 mesi. Vi mostrerò, sapete, nello store ad oggi ci sono tipo circa 100 applicazioni. Ho chiesto un po' più di tempo, ma mi hanno detto no, ne puoi mostrare solo 2 o 3, quindi ve ne mostrerò un paio, ma se volete averne di più sono disponibile tutto il giorno. Vi mostro la prima, si chiama Shampoo Image FX. Non ha niente a che fare con la doccia che fate al mattino. Questa applicazione vi permette di prendere una foto, quindi si collega alla mia webcam. Ops, non mi piace, rifacciamola. Avete fatto la foto e quindi vedete l'applicazione si collega all'hardware molto facilmente, no? Metro vi dà accesso all'hardware, vuoi che sia una webcam installata sul mio monitor piuttosto che accelerometri, GPS, NFC, avete accesso a tutto l'hardware di Windows. Prendete la parte più bella di questa immagine, no? E dite ok, voglio prendere questa parte. Dopodiché potete applicare degli effetti, per esempio faccio All Paint e faccio, che ne so, Pixelize e cambio anche i colori, lo faccio i colori sepia. Ok, non si capisce più che cos'è. Account Picture, Set, e mi chiede, quello che sta facendo adesso l'applicazione, sta esportando questa immagine come mia immagine di profilo personale. Dico di sì, cambiala, e adesso se vedete, nel mio nuovo sistema operativo sono rappresentato dalle mie 2 dita. Questa è la mia nuova immagine di profilo, per cui se adesso apro il mio Windows Phone device, la stessa immagine me la troverò nello start screen del mio Windows Phone. È diventata improvvisamente la nuova immagine di profilo. Cosa abbiamo fatto behind the scenes? Preso una foto dalla telecamera con Metro, no? Quindi ci siamo collegati all'hardware, abbiamo manipolato utilizzando le API robustissime della piattaforma e l'abbiamo usata per customizzare il sistema operativo. Quindi potete vedere che avete accesso alle API del sistema operativo fino nei dettagli. Un'altra applicazione molto carina si chiama Autodesk Sketchbook. Questa applicazione vi permette di disegnare. Questo è uno sketch che ho fatto così sull'aereo. Non mi credete? Come ho detto a Roberto, avete ragione, l'ho rubata su internet. Però questa applicazione vi permette di manipolare immagini, se siete designer, di disegnare immagini. Uso in particolare una penna. Quindi, vedete questa bellissima penna. La penna di per sé, ho fatto un meeting con un partner e mi ha chiesto dove possiamo comprare questa penna? Ho detto in negozio, no? E mi fanno sì, ma quanto costa? Boh, un paio di dollari probabilmente, c'è un pennino, c'è una punta, non c'è nulla di speciale in questa penna. Loro erano abituati a un'altra piattaforma dove la penna ha una sensibilità di qualche centimetro. Guardate la sensibilità su Windows. Questa è la mia linea, no? Mentre muovo lo schermo. Voi dite, però il tratto è ancora grosso. Riduciamo un pochino il tratto, per esempio, adesso siamo a 2, siamo ancora grossi.
posso cambiare l'input, facciamo l'input matita, o l'input, sì, vediamo un pochino la penna forse. Vedete la precisione e il dettaglio della mia linea? Posso cambiare colore. Potete scrivere su Windows 8 l'idea è quella che diventa un pezzo di carta. Immaginate un device ARM, una penna, potete scrivere, la risoluzione è eccellente. E come potete vedere sono anche un ottimo designer, no? Quindi adesso ci credete che l'ho fatta io quell'immagine. Ed eventualmente questa applicazione, come le altre, la posso condividere l'immagine con i miei amici, eccetera, eccetera. Tutte le applicazioni che vi ho mostrato finora sono disponibili nello store, quindi vi invito a provarle e farci sapere i vostri commenti. Ora, vi ho parlato di una piccola novità, anzi prima di arrivare alla sorpresa ve ne faccio vedere ancora una. Chi si ricorda Windows 95? Ottimo, ottimo, abbiamo molti fan di Windows in questa stanza. Se vi ricordate, a quei tempi avevamo più giochi all'interno di Windows e uno dei vari giochi era Flipper. Io mi ricordo, ero un bambino e la prima cosa che facevo quando installavo Windows era andare a vedere i giochi installati e giocavo, eccetera, eccetera. Ed è interessante che a distanza di una decina d'anni abbiamo rimmaginato Windows e abbiamo riportato indietro uno di quei giochi famosissimi, appunto di pinball, questa volta come applicazione Metro. Quindi quello che vedete qui non è nient'altro che un'applicazione Metro in C++ da DirectX, però guardate la definizione adesso. Sta dando una preview dello schermo. Pronti a giocare? Posso di nuovo giocare con tastiera e mouse, mi diverto con le mani, per cui faccio il pull del trigger con la mano, 2 dita sul lato dello schermo, boom, e abbiamo iniziato a giocare. E adesso, quanto tempo ho? Mezz'ora? Vi faccio vedere, perché ci sono dei livelli nascosti, però bisogna giocarci un po' di tempo prima di vederli. E sono interessanti, no? Ecco, sono diventato anche, non sono sempre stato una frana nei flipper, eccolo lì. Ci sono una serie di livelli, però vedete un pochino l'interfaccia grafica, la performance. Notate questo, la performance è sempre la stessa, posso fare il resume di un'applicazione all'altra e la performance è sempre lì. E questa è un'applicazione che è un gioco della qualità di Xbox. Anzi, se dobbiamo dircela tutta, questo è un gioco di Xbox. Quindi è un gioco di Xbox. Nel tile noterete Xbox Live, quindi non abbiamo ancora parlato di Xbox Live, ma abbiamo anche altri 2 tile here chiamati Xbox Live e Xbox Companion. Se avete un Xbox a casa ci sono già delle possibilità di collegare la vostra applicazione a un Xbox e ci saranno più novità nel futuro. Ma ora la sorpresa. Le applicazioni che vi ho fatto vedere finora sono tutte disponibili nello store, quindi potete scaricarle, provarle e divertirvi. Ce n'è una che vi ho portato oggi, che non è disponibile nello store, però mi premeva farvi vedere qualcosa di nuovo. È un gioco, arriva dal Giappone. Abbiamo lavorato su questo gioco per un po' di tempo, non è ancora pronto per lo store, ma lo sarà. Si chiama Resident Evil. Di nuovo sto usando il mio schermo e potete vedere i dettagli. Apro la porta. Open. Posso sparare e guardate un pochino la performance, guardate i dettagli grafici, forse è ancora meglio dell'Xbox. E questa è un'applicazione Metro, attenzione, non è che stiamo trassando, siamo sempre all'interno di un'applicazione Metro. E infatti vi posso far vedere che sono aperte lì, posso continuare a switchare da un'applicazione all'altra e la performance e le applicazioni sono sempre lì. Cosa ne pensate? Vi piace? Siamo solo all'inizio. Se andate nello store, questa è l'applicazione dello store, e vi farà vedere se sono disponibili centinaia di applicazioni. Anche lo store supporta feature come il semantic zooming, potrete vedere che ci sono diverse categorie, pubblicheremo nuove applicazioni e non vedo l'ora di avere anche applicazioni da questo audience. Giorgio, alcune cose. Innanzitutto voglio avere anch'io il tuo accento un po' inglese, quindi adesso anch'io parlerò un po' così, perché... Senti,
Tu hai raccontato un sacco di cose, ti ringrazio. Tra l'altro poi dopo nella tua sezione successiva darai ulteriori approfondimenti, giusto? Certo. Allora, abbiamo raccolto qualche domanda, un po' dai tweet, un po' parlando in giro. La prima che ti volevo fare è questa. Quando il prodotto sarà diciamo, disponibile, tu hai parlato di GA, no? General Availability, disponibilità del prodotto, in quali mercati i nostri sviluppatori potranno pubblicare le loro applicazioni? Questo ovviamente è importante per l'Italia così come per i nostri utenti mondiali. Lo store di Windows, quindi quello che vedete alle mie spalle, sarà disponibile in più di 200 countries. Adesso io non so il numero di country che abbiamo, di nazioni che abbiamo nel mondo, ma più di 200 country vi assicuro che abbiamo copertura mondiale. E sarà disponibile in 100 e qualcosa, più di 100 linguaggi. Per cui se non parlate l'italiano e avete qualche altro dialetto, 100 linguaggi, caspita, sono tanti. Sono tanti. E quindi entro GA sarà disponibile a tantissimi utenti. E la cosa interessante, lo potete vedere già per l'applicazione nello store oggi, supponiamo che stiate sviluppando un'applicazione, no? Iniziate a svilupparla in italiano, ovviamente la vostra utenza sarà italiana, ma magari ha senso pubblicarla anche in questi altri 200 mercati e dovete semplicemente marcare un checkbox e improvvisamente la vostra applicazione sarà visibile in giro per il mondo. E quindi noi gestiamo tutta la distribuzione, tutti i problemi fiscali, legali, eccetera. Voi fate l'applicazione una volta e noi ve la distribuiamo e vi aiutiamo a distribuirla mondialmente. Quindi sarà impressionante l'impatto. E questo tra l'altro poi si trasforma anche in un modello economico molto interessante. Abbiamo già annunciato diciamo, il fatto che c'è questo modello per il quale se voi vorrete mettere in vendita la vostra applicazione, no? Il 70% Sì. del ricavato sarà restituito a voi e se venderete più di $25.000, Corretto. giusto, questo aumenterà ulteriormente, quindi voi potrete guadagnare l'80% del valore di vendita, che è una cosa credo molto interessante. Prima abbiamo fatto un minimo di matematica per capire questo alla fine quanto si potrebbe trasformare stante la base installata. E non si tratta solo di applicazioni a pagamento, no? L'applicazione potrebbe essere gratuita e potreste vendere contenuti premium, contenuti aggiuntivi all'interno dell'applicazione. E qui c'è un'altra interessante novità, no? La prima è che potete usare le nostre Commerce API, quindi vi forniamo un framework per fare e-commerce, con analytic, con statistiche, con tutti i dettagli e API che vi servono. E in questo caso rispetteremo lo stesso split revenue che Marco ha menzionato. Oppure, se voi avete già accesso al vostro e-commerce, avete già le vostre API, avete già il vostro sistema, ben venga, potete utilizzare il vostro sistema di e-commerce e il 100% di quello che venderete rimarrà a voi. Noi non toccheremo nulla di quella porzione. Quindi è un'altra possibilità per gli sviluppatori per ovviamente monetizzare la piattaforma e quei 500 million devices di cui abbiamo parlato prima. Per non parlare della pubblicità, quindi della possibilità di ospitare pubblicità all'interno della vostra applicazione utilizzando ancora una volta Microsoft come provider o utilizzando anche terze parti come provider. Questo aiuta a fare ancora più, a guadagnare ancora di più con la propria applicazione. Esatto. E tra l'altro, se noterete, le applicazioni come ho stato oggi sono tutte gratuite, quindi durante la consumer preview potete scaricare quello che volete, tutto gratis. Ottimo, no? Un motivo in più per provarla subito. Ed è stato anche reso disponibile proprio in questi giorni l'advertisement SDK, quindi potete già iniziare a vedere come saranno questi banner che vi offriamo e come potete monetizzare attraverso la pubblicità la vostra applicazione. Senti, un'altra domanda che ho sentito qua parlando prima con alcune persone è legata all'eventuale attività di Microsoft di filtraggio dei contenuti, visto che io posso pubblicare un'applicazione, poi però Microsoft la filtra. Non me l'aspettavo questa domanda. Chi è che sta filtrando contenuti su altre piattaforme? In questo non lo so, però sai, è una cosa che si dice in giro. Ho sentito dire che il team dello store ha analizzato un pochino le piattaforme dello store odierni, no? E sinceramente sono stati fatti degli errori, abbiamo imparato dagli errori fatti da altri. E questa è proprio una di quelle posizioni dove saremo completamente trasparenti nel nostro processo. Che significa? Vi faccio un esempio. Ugo ha un'applicazione, ecco, vero? E Ugo manda un'applicazione a noi. Che cosa succede? No? La manda allo store. Lo store farà due tipi di controlli. Il primo è un controllo tecnico, quindi lanciamo una serie di test tecnici su quell'applicazione e verifichiamo cose tipo che non crashi, che non ci siano bug, che la performance sia accettabile. E tutti questi test sono pubblici.
quindi potete lanciarli anche voi sulla vostra macchina in locale. La seconda cosa che faremo è controllare i contenuti, quindi ci assicuriamo che sia appropriata per quel range di età che avete specificato quando avete pubblicato l'applicazione. Se queste due condizioni sono passate, la vostra applicazione è, come si dice, welcome, è gradita nello store di Windows 8. Tutto lì. Non faremo nessun tipo di discorso del tipo beh, ma Corrado mi sta un po' antipatico, quindi la sua applicazione no, non gliela passo. Oppure Google, no, Google non possiamo pubblicare applicazioni di Google, anticompetitive, bla bla bla. No. Tutte le applicazioni entrano, tutte le applicazioni passano al Windows Store se passano appunto questa certificazione. Quindi un processo trasparente. Trasparenza dall'inizio. Ok. L'ultima domanda che volevo farti, hai parlato prima di due cose. Uno, che sei praticamente diventato azionista delle principali compagnie aeree, visto quello che giri, e poi che sei entrato in contatto con tante aziende, parlavi di un centinaio di applicazioni che ci sono nello store, credo che tu ne abbia visti tanti di quei 100. Dacci qualche feedback relativo alla, diciamo, all'esperienza che queste aziende hanno avuto nel costruire o nel portare la loro applicazione sul Windows 8. Ti racconto 3 storie. La prima è la storia di uno studente. Ero a New York verso settembre e ho incontrato questo studente, si chiama Grant, e Grant non è uno studente tecnico, studia al Conservatorio di New York, alla Gillard University, suona il clavicembalo, no? E dice che caspita ci stai a fare a New York a parlare con uno studente che suona il clavicembalo, un ragazzino di 20 anni, 21 anni, no? E lui mi ha mostrato la sua applicazione di Windows Phone, era uno strumento musicale, un sintetizzatore, e io gli ho mostrato il mio tablet e gli ho detto perché non provi a fare qualcosa su questo tablet? Tempo 2 mesi mi manda un'email e dice ehi Giorgio, guarda questa applicazione che ho fatto, e ha sviluppato un'applicazione che, sono serio, è pubblicata nello store, si chiama Grantophone, è di una complessità pazzesca, scritta in C++ e DirectX. È uno studente del conservatorio, non è uno studente tecnico, ed è riuscito a utilizzare l'SDK, a utilizzare la documentazione per fare questa applicazione. Ve la mostro molto velocemente, è uno strumento musicale, per cui questo è tipo avete qui una keyboard con diverse tonalità, con diverse modulazioni di armoniche, con diversi filtri fatti in tempo reale, con DirectX, modi d'onda, potete cambiare la sinusoide, le forme d'onda. È un'applicazione stupenda. Se andiamo nello store, i feedback sono spettacolari. Ed è stata realizzata da uno studente. E quindi questo per noi è una conferma che la piattaforma è pronta e sicuramente è una conferma che non è solo per sviluppatori enterprise, ma anche per sviluppatori più giovani come studenti. Quindi questa è una storia. L'altra è qua e diventa interessante, no? Devo fare attenzione a cosa dico, cosa non dico qui. Avete visto il gioco Cut the Rope, no? Il giochino col Om che prende la caramellina. Quella è un'applicazione che inizialmente era stata sviluppata per iOS, per l'iPhone, poi è stata portata sull'iPad, è diventata l'applicazione più venduta sull'iPad e sull'iPhone, poi è stata portata ad Android. Ed è un'applicazione che è nata come Objective-C, una native application per iOS. Qualche mesetto fa ci siamo chiesti, ma ragazzi, continuiamo a parlare di Internet Explorer, di hardware acceleration, di JavaScript, di HTML5, allora o sono tutte balle oppure possiamo provare a portare un gioco nativo all'interno di Internet Explorer. Ci abbiamo provato e nel giro di poche settimane avevamo lo stesso gioco sviluppato in HTML5 più veloce di quello su iOS, come sito web. Quindi andate su cuttherope.ai e vedete il sito web del giochino. E da lì lo passo successivo era, vabbè, adesso abbiamo HTML5 no, come linguaggio, lo vedremo successivamente, come linguaggio Metro. Cosa significa portare questa applicazione su Metro? Vi faccio vedere dopo che cosa significa nel dettaglio. Vi posso assicurare che è facile, è molto facile. Dopo vedremo il perché. E senza dubbio adesso potete giocare, potete vedere la performance e il divertimento è assicurato. I vostri bambini lo ameranno. Anche Marco l'ama. Sì, e tra l'altro sai, su questo tema del porting poi anche il nostro ospite successivo ci racconterà qualcosa di interessante. Ho ancora una storia per te? Sì. Hai parlato di azioni, no? Sì. Quindi adesso andiamo sulla parte azionistica. Parliamo di finance qui.
le applicazioni sono tutte gratis, quindi non c'è ancora modo per fare soldi oggi, no? L'applicazione è gratis. Eppure, in Cina abbiamo lavorato con RenRen. RenRen è il social network più famoso cinese. Sapete che Facebook e Twitter sono bloccati dal firewall. RenRen è tipo il Facebook in Cina. E come utenti ha centinaia di milioni di utenti, quindi è un grosso servizio. Sono venuti a Redmond l'anno scorso, abbiamo parlato con loro e sono stati tra i primi a pubblicare un'applicazione Metro nello store nel giorno di lancio della Consumer Preview. Un paio di giorni dopo ricevo un'email da Steven e ogni volta che ricevete un'email da Steven, esatto, sei rimasto in piedi c'è proprio oppure... aia, qua c'è qualcosa che va male, o mi vuole licenziare o sta succedendo qualcosa. E mi fa, e tu hai questa applicazione? E io dico, caspita, che cosa ho combinato, un casino internazionale, non lo so, no? E dico, sì, ho lavorato su RenRen, perché? E mi manda mi manda un link a un sito di finance sulla borsa. Le azioni di RenRen erano salite del 7,8%. Il giorno dopo l'annuncio della loro applicazione di Windows 8, in borsa il titolo di RenRen è salito del 7,8%. È un risultato impressionante, infatti poi l'ho incontrati la settimana scorsa, sono felicissimi e stanno lavorando a tempo pieno adesso sull'applicazione per GA. E ti hanno dato anche qualcosa in cambio oppure? Mi hanno stretto la mano. Ah, bene. Sai, per i cinesi è già tanto. No, certo, già certo, tanto. una stretta di mano. Bravo, anche una pacca sulla spalla. No, mi hanno invitato a cena, quindi. Però sai, siamo all'inizio ed è incoraggiante vedere questi risultati proprio adesso che abbiamo appena lasciato la Consumer Preview. Speriamo che possano essere risultati anche che le persone che sono sedute qui, le persone che ci seguono da internet possano cogliere con lo sviluppo delle loro applicazioni, di poter avere il prossimo RenRen magari qui in Italia, la prossima applicazione di successo proprio qui in Italia. Questo è quello che ci auguriamo. Lo spero anch'io. Tornerò a vedere quello che avete fatto e mi raccomando, state con noi oggi e vi mostreremo un po' di più dettagli tecnici su come realizzare queste applicazioni. Grazie Giorgio, allora ci vediamo dopo. Grazie a voi, grazie.